Dai. C'è gente disperata che oggi c'è poco traffico sullo stivale e quindi si rischia di perdere la nostra classifica di canzoni travisate. Tranquilli, venite a Roma, c'è lo sciopero dei mezzi, quindi non ci sia il panico, quindi per arrivare al lavoro ci potete mettere anche 2 ore e 40, ma bando alle ciance perché c'è un nuovo appuntamento con le canzoni travisate. Ti ricordo, caro Andrea Prevignano, e ti ricordo, caro Francesco Lancia, che voi la settimana scorsa avete detto che quelle di questa settimana erano meglio di quelle di prima e strepitose. Fate il contrario di quello che si fa con la canzone di Natale di Radio DJ. Quelle dopo sono meglio. Diciamo che avevamo grande materiale 3 settimane fa e l'abbiamo sparso equamente tra la ok. Dai, allora sentiamo. Si parte. Simone, Eminem, Till I Collapse. Till I Collapse. Mamma mia che caratteraccio Eminem. Sì, quello sì, è vero. Quando va in puzza diventa spiacevole, Poi ti strilla in faccia, Ce l'hai con me? Ti strilla in faccia? No, ce l'hai con me. Ce l'hai con me. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them to the day that I drop. Poi mena, poi parte e mena. So I con me. Faccelo risentire. So I collapse, I'm spilling. Mamma mia! E chi t'ha detto niente? Buono! Technotronic Move This, che non è Giovannino Technotronic, però è segnalato da Giuseppe. Segnalato da 1000 più persone. Interregionale Bari-Lecce, i Technotronic stanno in tour. Col treno, questi tempi Fanno forte. Preoccupati dai pendolari che si accalcano tra una carrozza e l'altra, chiedono a un pensionato con l'apparecchio acustico: scende a Bari? Scende a Bari? Shake that body. Questo è un vecchio classico, Shake that body. Ancora. Shake that body. E quello non ci sente, io lo dico ancora. Oh. Shake that body. Allora, Che meraviglia, molto bello. Allora, Nathan Falco ci segnala U2 even Nathan Falco, il figlio di Briatore. Non voglio sapere. U2 even better than real thing. The Age non può resistere a una aio e oio. Una aia. è la prima volta che compaiono gli U2, vero? Prima Anche volta, loro anche adesso, loro. ok. Il problema è che poi Bonovox non può resistere nella stessa stanza con The Age. No, Dopo la io. certo. E infatti gli dice: puzzi di aglio. Puzzi di aglio. Puzzi di aglio. Lo dice veramente. E questo è il motivo per il quale forse gli U2 si sciolgono. C'è questo rumor. Ma poi soprattutto questo è il motivo per il quale durante questa canzone nei concerti The Age fa la conchetta. Ma che sta di questo? Sa di sì, Mi sa che c'ha ragione buono. Allora, Elton John, Written in the Stars, dall'adattamento della Ida. Carlo ce lo segnala. Cosa abbia fatto il suo amico Ahmed non è dato sapere. Ahmed. Elton John c'è un amico che si chiama Ahmed. Sono stati gli screzi tra di loro. Ma a questo punto Elton John se ne lava le mani e dice chiaramente: mo so cazzi per Ahmed. Moso cazzi per me. Però lo dice preoccupato, sai, dice mo so cazzi veramente, ma preoccupato. È triste, mo so cazzi veramente. Faccela risentire Massimiliano. Secondo me ha problemi con il visto Ahmed. Poverino, lo rimandano indietro. Perché è in Australia e c'ha il visto scaduto. Giancarlo dice: sono rissosetti pure i Take That, Love è la canzone. Ma Take no, That. il Love amore non sono rissosi. No, se ne incontrate uno per la strada non azzardatevi a fissarlo o vi potrebbero rispondere: dimmi che te guardi. Dimmi che te guardi. Sono anche romani. Hai visto? Cioè, oltre a essere rissosetti, sono anche romani. Senti, Dimmi che te guardi. guardi. Che secondo me, vi ricordate il Temple Trap, no? Col traffico di Roma? Sì. Si sono Era la risposta, erano loro in macchina. Sono visti al semaforo. Facci sentire. Largo Lanciani. Largo Lanciani. C'è un paese bloccato per sentire quelle che secondo Andrea Prevignano e Francesco Lancia sono le migliori 5 canzoni travisate di questa settimana. Allora, Evanescence, Whisper. Lotta del male contro il bene, questa cosa qua. Ce lo segnala Luca. Rock. Nel finale di Whisper un coro imponente dice una cosa che non c'entra una mazza con il resto del testo. Ma no. Ma come? Se mattizza fare il fico. Se mattizza fare il fico. A domanda? Non lo so, se mattizza fare il fico. Se mi gira, se mattizza fare il fico. Sentiamo. Sì, ma lo dicono con i rutti però. Scusa. Cosa ha detto dopo? Cosa ha detto dopo? Che ha detto dopo?
E fin qua. Sì. Se Mattizza per il culo. No, allora è un metodo per latte di fico, è un metodo per curare quando si ha problemi a stare seduti. È una preparazione H dei poveri. Ecco, sì. Faccelo risentire. La mettiamo a quelli che Non ce la faranno mai mettere per le parolacce. Mannaggia. Allora Gianluca segnala Ronnie Hudson West Coast Pop Lock, un successo se non sbaglio anni 80 pop funk. fine anni 80 mi pare. Povero Ronnie Hudson, dice Gianluca, ma lasciatelo stare a Washington, ormai c'ha una certa età, portarlo in California gli scombina poi tutte le sue abitudini, lo dice lui stesso, California non sa da fare. California non sa da fare. Non ci voglio andare. Lo ribadisce, non so da fare. Faccelo risentire California non sa da fare. No. Lui vuole andare in Florida con i vecchi con i camper. Certo. Ecco, lui vuole andare a svecchiare lì. Will Smith, Witch, ce lo segnala Deborah. Attenzione, quando ho bisogno della sua fettina di carne scelta, Lasciava una storia. Will Smith va a colpo sicuro alla boutique del filetto. Da Fabio. Da Fabio. Fabio, che è il suo macellaro di fiducia. Che fa Fabio? E indovina un po' che fa Fabio. Fabio fa bistecche. Fabio fa bistecche. Le fa pure buone. Facciamo risentire. Belle grosse. Me la mangio tu te. Non male questa, Allora, Rocky Horror Parla Picture come Rocky Roberts in italiano. Fabio fa bistecche. Rocky Horror Picture Show, vi ricordate? Sì, come no. Il film, il teatro, eccetera, eccetera. Touch Me, ok, la cantava Susan Sarandon nel film. L'indimenticabile Susan Sarandon dice Vale, protagonista del Rocky Horror Picture Show, quando va al supermercato non si fa fregare dalle signore che tastano la frutta senza i guanti. Non si fa, Sale un fastidio, le certo. sale. E ne apostrofa una a caso. sì. Tu mi ciuli i pompelmi. Tu mi ciuli i pompelmi. A me sembra dica pure tu lì, con la indica. Tu mi ciuli i pompelmi. Non t'azzardare. Tu signora con la cofana in testa che fai finta di nulla. Bella. La numero uno? Numero uno. Tommaso. Tommaso. Ciao trio. Ciao Tommaso. Sono Tommaso. Ciao Tommaso. Vi scrivo da Santa Tecla, Ciao. in provincia di Catania, vicino a Cireale. Ok? Qui non si parla di canzoni travisate, dice Tommaso, no. Si parla di me Dai. e del mio paese. Ma va? San Tommaso e Santa Tecla, Eros Ramazzotti e Tina Turner, Eros Ramazzotti e Tina Turner. Cose della vita. San Tommaso e Santa Tecla. San Tommaso e Santa Tecla. Vabbè, però sembra dica Santa Terra. Fai sentire. È più Santa Terra, Mi dispiace per Santa Tecla, ma di paesi piccoli che salgono alla ribalta è rimasto solo Sovì.